positivi nel Veneto nelle ultime 24 ore, 318 contagiati intanto dopo le feste della vittoria italiana agli europei a Salto dei giovani ai Covid Point. Novax, 71enne contagiato dal virus, ricoverato in terapia intensiva. Una signora di 85 anni contagiata dalla figlia. Tutti non vaccinati. L'appello del direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso: la vaccinazione, unico strumento contro il Covid. 6 operatori di 4 centri estivi positivi ai tamponi. Anche in altopiano dei 7 comuni, chiuse immediatamente le strutture. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Davide Bristot, 18 anni appena compiuti, il cui corpo è stato ritrovato esanime dalla mamma ai piedi del letto. La regione intanto manda gli ispettori. Green Pass alla francese per l'applicazione in Italia, potrebbe volerci ancora del tempo. Confturismo Veneto, servono date certe, ma basta indiscrezioni. Presenza di corpi estranei nei pasti, scarsa quantità delle porzioni, operazione dei carabinieri del NAS di Udine in varie province italiane, fra i quali Treviso, mense scolastiche sotto la lente di ingrandimento. Lavoro, dignità, libertà di stampa, il messaggio che il sindacato dei giornalisti del Veneto manda al governo, che deve intervenire anche per l'emittenza locale a rischio sopravvivenza con lo switch off. Ben ritrovati, buonasera. L'edizione del Veneto dei nostri notiziari apre con una notizia che ci siamo ormai abituati a sentire: l'aumento dei contagi del record nelle ultime 24 ore per il Veneto. Torniamo insieme a vedere il bollettino diffuso da Azienda Zero, che ci racconta i casi, i contagi delle ultime 24 ore, e sono 318 i nuovi contagiati. Incremento dunque significativo tra le province più colpite, cioè Verona con 117 nuovi infetti, a seguire i 78 della provincia di Treviso, 45 di Vicenza, i 42 di Padova, i 30 di Venezia. Va meglio a Belluno con appena 3 contagi e Rovigo sono 2. Si registra una nuova vittima del virus, con il totale a 11.625 persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia. Nei vari centri tampone della regione, dove, lo ricordiamo, ci si può sottoporre ai test ora gratuitamente e senza impegnativa, sono tornate dopo tante settimane a vedersi lunghe code. Preoccupazione soprattutto per la variante Delta, destinata ormai a diventare dominante. E con la variante Delta e il boom dei contagi andiamo subito a Treviso, al Caffoncello. 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di 2 persone sopra i 70 anni, entrambi non vaccinati. Riapre ai pazienti Covid la terapia intensiva del Caffoncello dopo 2 settimane in cui era Covid free. Il ricoverato è un 71enne dichiaratamente Novax e con patologie. Purtroppo si rioccupano le terapie intensive con una persona del 1950, una persona che non si è vaccinata, ha dichiarato che anche è contraria alla vaccinazione. È un messaggio chiaro e preciso che dobbiamo dare a tutti, pregare tutti che si vaccinino, perché è dimostrato che con la vaccinazione non si va in ospedale, non si va in terapia intensiva. Quindi è un messaggio anche ai Novax. Ricoverata a malattie infettive invece una donna 85enne, anche lei non vaccinata, che avrebbe contratto il virus dalla figlia contraria alla vaccinazione. E anche le 2 persone non vaccinate, che chiaramente hanno la figlia è a casa, eccetera, la madre è entrata in ospedale. Noi dobbiamo, appunto, continuo a ribadire, evitare che questo succeda, perché dobbiamo avere a cuore la nostra salute, ma anche la salute di chi ci sta vicino, dei nostri familiari, dei nostri amici, e l'unico modo per salvaguardare la salute di queste persone è vaccinarsi. 2 casi che segnano la ripresa dei ricoveri a fronte di un aumento dei contagi che porta l'indice di incidenza nella Marca a 27 casi su 100.000 abitanti. Contagiati che rientrano nelle fasce di giovani e giovanissimi, quasi tutti compresi tra i 12 e i 39 anni. Il picco dei contagi riguarda l'area Treviso Sud, complice il focolaio dei ragazzi reduci dalle 2 feste di Jesolo e Treviso, di cui l'appello a vaccinarsi, aperti 50.000 nuovi posti, e l'ULSS adotterà anche testimonial ad hoc per implementare la campagna informativa, e l'invito a fare il tampone ai Covid Point gratuitamente senza impegnativa. I dati sono in aumento, ma è normale, lo sappiamo che la variante Delta sta girando, dobbiamo avere tutti molta attenzione agli assembramenti. Ci sono stati, ma è normale, abbiamo voluto tutti festeggiare gli europei, è chiaro che questo sia successo, però l'importante è che chi ha festeggiato poi vada a farsi il tampone, perché va a salvaguardare la salute anche degli altri.
Infine, dalla statistica condotta su circa 200 positivi negli ultimi giorni emerge che circa 3/4 non sono stati vaccinati. La vaccinazione serve per, ovviamente, come abbiamo già detto, ad evitare l'entrata in ospedale, e abbiamo anche visto che non basta una dose solo. Chi è vaccinato con una seconda dose è coperto. E allora in altopiano, con nuovi contagi nei centri estivi, ci sono 6 operatori trovati positivi e ora 120 ragazzini saranno sottoposti al tampone. Scatta l'allarme Covid nei centri estivi dell'altopiano dei 7 comuni, dove 6 operatori di 4 strutture di Asiago, Cesuna, Foggia e Roana sono risultati positivi al tampone. Le attività sono state immediatamente sospese. Lo conferma il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 7 Pedemontana, che ha dato il via alle indagini epidemiologiche dopo il riscontro di 2 prime positività nella giornata di martedì. Erano stati infatti sottoposti a tampone tutti gli operatori dei 4 centri che avevano avuto rapporti fra di loro anche al di fuori del contesto lavorativo. A seguito degli ulteriori 4 casi positivi riscontrati, d'intesa con le amministrazioni comunali, l'azienda sanitaria ha confermato la chiusura per 10 giorni dei centri estivi coinvolti e procederà con la programmazione dei tamponi per tutti i bambini che li hanno frequentati negli ultimi giorni di attività. In tutto si tratta di circa 120 fra ragazzini e adolescenti. Dall'ULSS 7 fanno sapere che gli operatori positivi sono tutti giovani non vaccinati e attualmente sono in isolamento domiciliare con una sintomatologia leggera. Il DG Bramezza ricorda che già a giugno erano state organizzate delle sessioni di vaccinazione dedicate proprio agli operatori dei centri estivi e che sempre per questi ultimi all'inizio di luglio era stata eseguita un'attività di screening mediante tampone, coinvolgendo anche i comuni. Una volta di più, dice Bramezza, questi casi confermano l'importanza della vaccinazione e di mantenere le necessarie misure di distanziamento sociale. Dai giovanissimi ai ragazzi più grandi, i 18enni veneziani bloccati nell'isola di Ios, siamo in Grecia. Alcuni di loro hanno il Covid, gli altri sono in quarantena. Un gruppo di 18enni veneziani in vacanza all'isola di Ios in Grecia per festeggiare la maturità non è potuto rientrare a casa perché alcuni sono risultati positivi al Covid e non hanno informazioni su come riuscire a rientrare. Il viaggio è iniziato il 2 luglio nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, tanto che alcuni di loro si sono sottoposti anche alla vaccinazione. Sarebbero dovuti rientrare il 14, ma la settimana scorsa una ragazza del gruppo ha iniziato a non sentirsi bene, con qualche linea di febbre, ma si era data la colpa agli sbalzi di temperatura. I ragazzi però hanno deciso di fare un tampone per sicurezza e 5 di loro, tra cui anche i vaccinati, sono risultati positivi. Stanno bene a parte i lievi sintomi e ora sono in attesa di capire come e quando potranno far rientro a casa. Tiene banco il tema del Green Pass, l'Italia potrebbe adeguarsi alla Francia per Confturismo Veneto, il Green Pass potrebbe andare ma servono un piano e delle date certe. I contagi salgono, il virus torna a girare, l'obiettivo rimane quello di convincere le persone a vaccinarsi e se la Francia questo obiettivo lo ha già raggiunto, 2 milioni di nuovi prenotati all'indomani dell'annuncio del presidente Macron, le politiche anti-Covid in Italia rischiano di arenarsi molto prima. Sul Green Pass, modello francese, la politica è divisa come le associazioni di categoria. Preoccupazioni condivise anche da Confturismo Veneto. Il problema per il presidente Marco Michielli non è la sostanza ma la forma, le indiscrezioni diffuse senza un piano. Quella che è la strategia che noi stiamo intuendo, non siamo stupidi, stiamo intuendo la monte, la espliciti, la traduca in numeri, la traduca in termini temporali e vedrà che magari col naso un po' arricciato, ma anche i più contrari a questa misura, siccome gli imprenditori sono persone intelligenti, generalmente la accetteranno. Se l'obiettivo è vaccinare il più possibile, serve un piano, un limite temporale, cui gli imprenditori del turismo possono pianificare il loro business. È solo la indiscrezione, la notizia, la possibilità che blocca le persone. Le prenotazioni all'ultimo minuto sono esattamente quello che non ci vuole per il nostro settore, che è un settore molto strutturato e molto organizzato. A farne le spese di queste politiche sbagliate del governo ancora gli imprenditori del turismo, molti costretti a ripartire solo a metà perché ancora alla ricerca di personale. Non si trovano nemmeno le commesse per i negozi stagionali. Chi le parla ha tenuto 10 camere libere che poteva riempire gli ultimi 15 giorni perché mi mancavano 2 o 3 figure in sala a pranzo. Ieri è successo anche a me. Una ragazza che mi telefona, vuole venire a lavorare, facciamo tutta la trattativa
ore di colloqui, eccetera, eccetera. Alla fine infatti, ci ho ripensato, perché venendo a lavorare da lei, io lavorerei a questo punto 2 mesi e mezzo, mi conviene restare a casa con reddito di cittadinanza. Allora, con il Green Pass l'approfondimento di Vicenza, sentite che cosa hanno detto ristoratori, baristi, ma anche la gente comune che forse con il Green Pass si sentirebbe più tutelata. Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. Il governo ci lavora. La certificazione verde dunque non solo passepartout per viaggiare all'estero, ma potremmo doverla avere anche nella vita di tutti i giorni, magari per entrare negli stadi, ai convegni, agli eventi, spettacoli e concerti, ma anche per accedere alle palestre, per salire sui treni e aerei e magari anche per andare al ristorante. Un'opzione, l'accesso al ristorante locale con Green Pass, ancora allo studio e che divide però i ristoratori vicentini. Fondamentalmente sono d'accordo. Poi comunque è un certificato di buona salute che aiuta noi a lavorare meglio, credo, e anche l'ospite a sentirsi più tranquillo anche quando i locali sono pieni. Questa è una novità di cui siamo ancora abbastanza sprovvisti per le regole che seguiranno. Ovviamente se bisogna avere il Green Pass bisogna presentarlo per poter usufruire del servizio. Da una parte potrebbe essere una cosa buona per evitare una terza, quarta ondata, quella che sia, dall'altra ovviamente si va a vincolare di nuovo il lavoro. Certo, sarà da capire in che termine e in che modo gestire la cosa, basterà mostrare il documento o scansionare il QR, e con la privacy come la mettiamo? Non ritengo che sia giusto avere il Green Pass per accedere sia ai locali che in altri campi. All'interno per ora sarebbe magari forse utile, però cosa succede? Che torniamo, è quasi una specie di lockdown restrittivo per i locali. Green Pass che invece sembra non dispiacere i vicentini, che lo vedono comunque come una misura per una maggiore serenità. Sono favorevole perché secondo me dobbiamo cercare di combattere questa bestia. Qualcuno la può vivere come una costrizione, però secondo me il bene pubblico supera quello che è le nostre credenze. Secondo me è una liberazione, cioè finalmente siamo liberi tutti col Green Pass, cioè abbiamo il vaccino e possiamo frequentare i locali. Mancano infermieri, soprattutto nelle case di riposo. Oggi la CGIL è scesa in piazza per chiedere delle riforme strutturali. Oggi siamo qui perché registriamo una continua mancanza di personale infermieristico all'interno delle strutture residenziali. A Treviso noi stimiamo un segno meno intorno al 30, quasi 40% nel momento in cui le strutture torneranno ad essere completamente con i letti pieni, e quindi c'è una preoccupazione molto alta sulla tenuta del servizio che viene poi erogato al cittadino. Carenza di personale, soprattutto infermieristico, nelle RSA e forte preoccupazione per la tenuta dei servizi. CGIL in piazza Treviso. Si rischia la chiusura di nuclei interi nelle case di riposo perché non sono in grado di garantire il servizio, e quindi si rischia di dover dire ai cittadini che in questo momento i propri cari non possono essere ricoverati o non gli verrà dato il servizio che loro si aspettano, quindi le alzate, quindi tutte le cose che normalmente in una struttura residenziale devono essere fatte. I dati sono allarmanti, riguardano tutte le case di riposo della regione. Possiamo stimare circa 1500-1700 infermieri mancanti su un totale forza professionale di circa 4000 nel Veneto, quindi l'emergenza non è solo trevigiana ma si estende a tutta la regione, purtroppo. Noi chiediamo alla politica di prendersi l'impegno, convocare anche il tavolo regionale per poter aprire in modo serio la questione, evitando di fare provvedimenti rattoppo e prendersi la responsabilità di costruire. È chiaro che oggi noi scontiamo il fatto che infermieri non ce ne sono. Un po' di ossigeno dalla notizia di queste ore dell'accoglimento da parte del governo dell'ordine del giorno presentato dal deputato trevigiano Giuseppe Paolin della Lega. Il governo si è impegnato a valutare di estendere i permessi di lavoro per gli infermieri provenienti dai paesi extraeuropei anche per gli anni 2022 e 2023, permessi che oggi sono validi solo fino al prossimo 31 dicembre. Lavoro, dignità, libertà di stampa, il messaggio che il sindacato dei giornalisti del Veneto ha mandato al governo oggi, che deve intervenire anche per l'emittenza locale a rischio sopravvivenza con l'imminente switch off.
Siamo qui in piazza perché siamo convinti che l'informazione sia un patrimonio di tutti e quindi va sicuramente tutelata e difesa. Cerchiamo alleanze delle istituzioni, alleanze con i cittadini soprattutto, perché l'informazione deve essere libera, autonoma e pluralistica. Consiglio direttivo del Sindacato Giornalisti del Veneto in sessione straordinaria a Venezia in campo San Geremia per chiedere al governo una legge di sistema che affronti le criticità dell'editoria a tutela della libertà di stampa, per l'incremento occupazionale e sul fronte strutturale con l'imminente switch off che mette a rischio la sopravvivenza delle televisioni locali con pesanti ricadute sull'occupazione, redattori, tecnici e amministrativi. Anche il presidente Zaia si è fatto sentire in proposito con la regione che è dalla nostra parte in difesa dell'emittenza locale. Qui in Veneto abbiamo una delle concentrazioni più alte, ad esempio, di TV locali che rischiano grosso con il secondo passaggio al digitale, alla vigilia di quello che viene chiamato switch off. E quindi siamo anche qui per sensibilizzare che ci sia una presa di posizione chiara del governo a tutela anche di queste realtà che danno voce ai singoli territori. E ci fa piacere che proprio durante la nostra manifestazione il presidente Zaia, che ci ha mandato un saluto e aderendo anche alle nostre ragioni per questa manifestazione, ci ha informato che finalmente si è insediato un tavolo tecnico al quale la regione ha lavorato da mesi proprio per dare pari dignità sia alle frequenze locali che alle frequenze nazionali. La speranza è che da questo tavolo regionale possano emergere soluzioni per aiutare le emittenti locali ad affrontare le difficoltà determinate dallo switch off che potrebbe metterne a rischio la sopravvivenza. Siamo alle grandi navi, la soluzione è arrivata con 6 anni di ritardo, ora bisognerà pensare a salvaguardare l'indotto economico e occupazionale, così l'assessore al turismo di Venezia. La decisione di spostare le grandi navi a Marghera dal 1° agosto, seppur condivisa per la salvaguardia di Venezia, non è stata accettata da molte categorie per le modalità e soprattutto i tempi. La soluzione del governo italiano di spostare le grandi navi a Porto Marghera arriva con un imperdonabile ritardo. 6 anni di discussioni, 6 anni di battaglie ideologiche, 6 anni di mancate decisioni. Ovviamente chi paga questo ritardo oggi sono i dipendenti, i lavoratori, le imprese del porto che si vedono da un giorno all'altro chiudere l'intero terminal passeggeri nella più grande incertezza. Ancora non si sa infatti cosa dovranno fare le compagnie crocieristiche entro il 1° agosto, perché l'approdo ovviamente non è ancora funzionante e manca meno di un mese, con pesanti conseguenze sia dal punto di vista economico che da quello occupazionale. Secondo l'assessore veneziano al turismo sono 3 le cose fondamentali da fare. Indennizzare tutta la filiera, non solo le compagnie da crociera o il terminal, ma tutti i lavoratori che lavorano col porto, ormeggiatori, piloti, agenti, portabagagli, tutta la filiera portuale che a Venezia dà lavoro a centinaia e migliaia di persone. 2. Avviare immediatamente i lavori per la sistemazione delle banchine di Porto Marghera per evitare di aggiungere incertezza ad incertezze, quindi essere pronti il prima possibile a far arrivare le navi lì dove devono arrivare. 3. Verificare e perseguire la possibilità, anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, di ormeggi temporanei solo per questi mesi di stop. E inoltre sarebbe opportuno e urgente valutare immediatamente anche la prosecuzione di una linea di collegamento tra Porto Marghera, dove le navi si fermeranno, alla Marittima. La Marittima è un porto moderno con molti investimenti fatti, sarebbe sciocco perderle. Le grandi navi arrivino a Porto Marghera, le piccole navi arrivino in Marittima, ma si tuteli la crocieristica in città, si tutelino i posti di lavoro. Nel Bellunese ora assedico per la morte di Davide Bristot, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lunedì l'autopsia. Intanto la Regione Veneto ha avviato la procedura di attivazione di un'ispezione proprio all'ospedale di Belluno in relazione alla morte del giovane appena 18enne. Su richiesta del presidente Luca Zaia e dell'assessore alla sanità Emanuela Lanzarin, questo servizio ispettivo regionale avrà il compito di effettuare una verifica sulle modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso.
Gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita lunedì prossimo sul corpo di Davide diranno perché quel bravo Boccia è morto improvvisamente mercoledì notte dopo che la sera prima per un'ora era stato al pronto soccorso del San Martino. Un mal di testa anomalo e episodi di vomito avevano preoccupato la famiglia, oggi costretta a piangere la scomparsa del figlio, per ora senza un perché. Davide Bristotta aveva da poco compiuto 18 anni, si apprestava a frequentare il 5º anno al Liti di Belluno e giocava a pallavolo con la Spes. Il volley, una passione condivisa con il papà Paolo, Paolino per gli amici, che in gioventù aveva militato in A1, con la mamma e il fratello di 2 anni più giovane, Alessandro, raggiunto dalla terribile notizia mentre era impegnato in Albania negli europei di categoria Under 17. Nell'abitazione di Sedico, dove ieri mattina, oltre agli operatori del SUEM, sono arrivati anche i carabinieri, stanno giungendo a valanga messaggi di cordoglio dal mondo dello sport. Anche la FIPAV 3-1 ha espresso la propria vicinanza a Paolo e Barbara e ai fratelli di Davide, Alessandro e Nicola. Una famiglia stretta in un dolore senza fine anche a causa del lutto per la morte di Stefano Teno Bristot, fratello del papà di Davide, ex presidente del consorzio Belluno Centro Storico, stroncato dal Covid pochi mesi fa a soli 61 anni. Il 17 giugno Davide si era sottoposto alla vaccinazione anti-Covid, ma il tempo trascorso sembra escludere una correlazione tra la somministrazione della dose di Pfizer e la sua morte, oscura e straziante. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e solo all'esito dell'autopsia si potrà capire se vi siano o meno responsabilità a carico del medico del pronto soccorso che martedì sera ha visitato e dimesso il giovane dopo avergli somministrato una flebo. Corpi estranei nei pasti, mense scolastiche sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del NAS di Udine. C'è anche un trevigiano coinvolto. Il blitz dei carabinieri è scattato questa mattina. I militari hanno arrestato 4 persone, 3 residenti a Napoli ed un 45enne di Oderzo. Una quinta persona della provincia di Bari ha invece l'obbligo di dimora nel comune di residenza. E sono 22 i decreti di perquisizione emessi nei confronti dei destinatari delle misure cautelari, nonché di ulteriori persone che a vario titolo collaborano con la società di catering operante a livello nazionale. L'accusa è quella di frode nelle pubbliche forniture nella forma aggravata, avendo come oggetto sostanze alimentari. Fra i comuni che hanno subito il danno ce ne sono 3 della Marca, Cimadolmo, San Paolo di Piave e Motta di Livenza, che avevano affidato in appalto i servizi di ristorazione scolastica e di fornitura di pasti a domicilio alla società interessata dalle indagini. L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni dei genitori nel febbraio del 2020. In pratica sono stati evidenziati diversi disservizi. I più gravi riguardano la presenza di corpi estranei nei pasti, le scarse quantità delle porzioni, la non rispondenza dei pasti a quanto previsto dal menù, le temperature di trasporto dei pasti non idonee, i tempi di consegna non rispondenti a quanto contrattualmente previsto. L'attività investigativa attraverso le numerose ispezioni svolte nei centri di cottura di Rude Tarcento a Udine e Motta di Livenza, nonché nelle mense delle scuole e l'analisi dei documenti di gare delle forniture delle derrate alimentari ha consentito di suffragare in via oggettiva la continuata e pressoché generalizzata violazione delle clausole di appalto relative ad aspetti essenziali dei servizi affidati alla società napoletana. I fermati dai carabinieri sono stati posti agli arresti domiciliari. 38.000 euro per i centri antiviolenza del Veneto, 7.000 sono stati consegnati oggi all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. A raccoglierli le tose, ormai note, tose di Zaia. Li abbiamo raccolti vendendo dei gadget nostri, quindi le mascherine, le magliette, le borse, le traverse, e anche con l'aiuto di alcune aziende, chi vende il vino e magari una parte ce la dà. E noi automaticamente li aiutiamo, li mettiamo sul gruppo per aiutare un po' anche queste nostre piccole aziende a rifarsi. Questa volta i soldi raccolti dalle ormai note tose di Zaia andranno ad aiutare il centro antiviolenza di Treviso, una squadra in rosa che con la forza della cooperazione, come quella che solo le donne sanno mettere in campo, ha già raccolto 50.000 euro destinati all'emergenza abitativa ed altri 38.000 che andranno a finanziare le attività dei centri antiviolenza del Veneto. Il nostro gruppone è arrivato a 145.500 tose
e siamo felici, siamo contente perché abbiamo dato proprio un senso bello, positivo, abbiamo creato qualcosa di nuovo, di innovativo. Le problematiche delle donne non si fermano solo alle violenze casalinghe o meno o quant'altro, quindi insomma speriamo di raggiungere i nostri obiettivi quanto prima. Un'ondata di forza e positività che non si ferma qui. Per le Tose di Zaia ancora molti obiettivi da raggiungere, sempre per aiutare qualcuno. Il loro aiuto, il fiore che nasce dalla nuda roccia, una linfa vitale nata con il Covid, la solidarietà oltre l'emergenza. Che è importante non soltanto dal punto di vista economico, ma proprio come segnale, perché significa una risposta che viene non dai soggetti che normalmente si occupano di violenza sulle donne, ma viene dalla società civile. Ricordiamo, è un gruppo molto giovane, nato durante la pandemia, che ci ha seguito durante il difficile momento del 2020-2021 e che ha anche avuto un ruolo molto importante perché ha raccolto molti fondi e quindi ha contribuito nel momento più difficile. Ora Padova con il cambio ai vertici del comando della Regione Veneto. Questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il generale di divisione Fabrizio Parrulli e il generale di brigata Giuseppe Spina, che prende il suo posto alla guida del comando di via Rismondo. Domenica dalle 18 la diretta su Antenna 3 dedicata alla festa del Redentore con ospiti e collegamenti. Alle 19 la Santa Messa Solenne della Basilica del Palladio dall'Isola della Giudecca. L'emozione del Redentore quindi tra festa religiosa e festa civile nella diretta di domenica. Il TG di Treviso dunque in via del tutto eccezionale sarà trasmesso alle 20:30. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre è ora le previsioni del tempo, a seguire il TG di Venezia. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nella giornata di venerdì 16 luglio il tempo sarà compromesso da una certa instabilità causata da una bassa pressione che staziona sull'Europa centrale. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con tratti di sereno più presenti, a dire il vero, al mattino, alternati a nuvolosità irregolare. Col passare delle ore maggiori addensamenti con qualche acquazzone a carattere sparso. Piogge intermittenti, localmente potranno essere anche di forte intensità e con possibili grandinate. Uno sguardo ora alle temperature, minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole inizialmente, dal pomeriggio più nubi con rovesci possibili un po' dappertutto. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 28 e 29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà incerto, però avremo un ampio soleggiamento alla mattina, poi avremo temporali invece via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.